iscriversi in una scuola elementare di Vigonovo bisogna specificare la propria etnia, ovvero se si è Sinti, Rom, nomade o camminante. Il modulo consegnato ai genitori ha fatto scattare l'immediata polemica. Regole più strette per le grandi navi in manovra in caso di forte maltempo, la nuova ordinanza della Capitaneria di Porto dopo l'incidente sfiorato in riva a 7 Martiri e le polemiche per un altro colosso partito con la bufera il giorno dopo. Autonomia, l'applicazione del regionalismo differenziato comporterebbe un incremento di bilancio di oltre 3 miliardi per l'Italia tra spesa diretta e fondo agli enti locali, dato dell'osservatorio economico della CNA. Perde il controllo dell'auto e si schianta contro alcuni alberi e una recinzione distruggendola, incidente ad Arzignano, il conducente è vivo per miracolo ma grave. Conta dei danni e inchiesta aperta dopo il vasto incendio sull'allevamento di polli a Santa Margherita d'Adito, nel quale sono finiti bruciati oltre 200.000 animali. Veneto Banca, l'amarezza dei legali dei risparmiatori dopo la richiesta della Procura di Treviso di dissequestrare i beni dell'ex amministratore delegato Vincenzo Consoli. Una app dedicata ai non udenti per poter dialogare con l'amministrazione comunale accade a Treviso. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali e in primo piano dunque la bufera su un istituto scolastico, una scuola elementare di Vigonovo, nel Padovano, ai confini col Veneziano, un istituto che fa parte di un istituto comprensivo di Fossò. Ebbene, una bufera che nasce per i moduli di iscrizione a questa scuola elementare. Sentite. Il tuo bambino è di etnia Rom o Sinti? La scuola lo deve sapere attraverso un modulo che ti rilascia per l'iscrizione al nuovo anno scolastico. Una scelta che sta facendo molto discutere, quella dell'Istituto Comprensivo Elena Lucrezia Cornaro di Fossò, in provincia di Venezia. Il plesso scolastico si trova ai confini tra Padova e la città lagunare e sono molte le famiglie della provincia del Santo che iscrivono i loro figli in quella scuola. Solo che l'idea di consegnare un modulo da allegare alla documentazione che serve per l'iscrizione ha fatto rabbrividire Paolo Benvenu, già segretario regionale di Rifondazione Comunista, che attacca il dirigente scolastico. Invece di favorire l'integrazione partendo dalla base, ovvero dai primi anni di scuola, si mette in atto una vera e propria discriminazione nei confronti di bambini, vittime innocenti di una politica che sta esacerbando gli animi. Intanto il dirigente scolastico Carlo Marzolo si sarebbe giustificato dicendo che in tal modo si possono conoscere meglio le necessità dei bimbi. La bufera è destinata a continuare in queste ore evidentemente. Adesso invece la polemica per le grandi navi a Venezia con una novità tecnica, la nuova ordinanza della Capitaneria di Porto per le grandi navi in manovra con il maltempo. Ci aggiorna su questo Filippo Fois da Venezia. Filippo. Buongiorno da Venezia, da dove d'ora in poi la Capitaneria di Porto potrà a proprio insindacabile giudizio modificare in ogni istante l'orario previsto per l'effettuazione delle manovre di uscita dalla laguna delle grandi navi da crociera. Quello che vi ho letto è testualmente uno dei passaggi della nuova ordinanza con nuove misure di sicurezza della navigazione che è arrivato dalla Capitaneria di Porto veneziana, un testo che tra l'altro modifica un'ulteriore ordinanza che era stata emessa il 13 giugno dopo l'incidente al terminal di San Basilio. Qui invece si fa seguito alle polemiche iniziate domenica scorsa, quando un'altra grande nave, la Costa Deliziosa, aveva sfiorato letteralmente riva dei 7 Martiri, quindi rischiando un incidente di proporzioni ancora maggiori. Ebbene, quello che viene posto dalla Capitaneria di Porto è quindi un ulteriore semaforo rosso per il traffico a San Marco e alla Giudecca durante le emergenze meteo. D'ora in poi per avere il permesso di partire bisognerà escludere ragionevolmente ogni prevedibile probabilità che durante l'attraversamento del tragitto vengano meno i parametri di sicurezza operativa. Quindi bisognerà che le previsioni meteo e marine, gli avvisi di burrasca, i bollettini meteo siano tutti favorevoli al passaggio delle grandi navi. Sempre in questa nuova ordinanza vengono fissati il fatto che i criteri di utilizzo dei rimorchiatori, che dovranno essere obbligatoriamente 3, 1 a poppa e 2 a prora per le navi
sopra le 75.000, anzi dalle 60.000 tonnellate in su e 2 per quelli da 4.000 a 40.000 tonnellate. Con questo per ora da Venezia è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie a Filippo Forest, torniamo a parlare adesso di autonomia, mentre la politica continua a cercare di trovare un accordo con molta difficoltà, il mondo economico si interroga sugli effetti positivi che porterebbe il regionalismo differenziato nelle regioni che l'hanno chiesto, nello specifico Veneto e Lombardia. I risultati sono importanti. È imbarazzante, è incomprensibile. Nel contratto è scritto in maniera chiara, inequivocabile, che è priorità del governo attuare l'applicazione del 117 e 116 della Costituzione e sinceramente questo trattamento i veneti non se lo meritano. Questo è il commento del Presidente del Consiglio regionale all'indomani dell'ulteriore slittamento del tavolo sull'autonomia e lo fa proprio nel giorno in cui vengono presentati i dati del 7° rapporto dell'Osservatorio economico delle 3 CNA regionali, Veneto, Lombardia e Emilia-Romagna. Quando abbiamo programmato questa data con CNA assolutamente non pensavamo di cadere in questa congiunzione astrale. Sono numeri chiari. Dobbiamo cercare di attivare all'interno della nostra regione quello che è una sinergia per promuovere lo sviluppo dell'impresa, lo sviluppo del territorio. Io non credo che portiamo via qualcosa agli altri, anzi creando opportunità nel nostro territorio creiamo opportunità anche per il resto d'Italia. Io credo che se pensiamo che una regione, un'impresa sia capace di sviluppare economia, sviluppa economia per tutti. L'applicazione del regionalismo differenziato infatti comporterebbe un incremento dei bilanci di 9,9 miliardi di euro tra spesa diretta e fondi agli enti locali per le 3 regioni interessate. Sono circa 3,8 miliardi di euro che passerebbero appunto dallo Stato centrale alla gestione della Regione Veneto. Questo ovviamente avrebbe effetti positivi sul bilancio regionale, incrementerebbe di circa il 30%, ovviamente con maggiori risorse ci sarebbero anche maggiori competenze da gestire. Non solo. Abbiamo visto che la partita finanziaria delle risorse che si sposterebbero è importante, ma non è una cosa che scasserebbe a nostro avviso i conti pubblici, perché siamo nell'ordine di circa appunto 3,8 miliardi, di cui 2 sono rappresentati dai costi del personale del comparto scolastico. Quindi a costo storico questo si tradurrebbe semplicemente in uno spostamento di quello che viene gestito oggi dallo Stato, qui in Veneto, a una gestione diretta da parte delle regioni, senza alcun impatto negativo sui conti pubblici. Intanto poi, come sappiamo, c'è la politica e dal Veneto ancora una volta il richiamo del governatore Luca Zaia a trovare una intesa. Non c'è rassegnazione finché ci sono io, qui si parla di autonomia, non esiste che non si rispettano i veneti, non esiste che si viene meno la parola data, visto considerato che 2.328.000 veneti hanno celebrato un referendum, ci sono andati e quindi è giusto che arrivi la risposta. E con un governo di centrodestra questa autonomia poteva essere portata a casa prima? Beh, sinceramente tutti ci aspettavamo una velocità un po' più diversa, però è pur vero che adesso lo dobbiamo portare a casa. È accaduto qualcosa di straordinario, 11 regioni assieme a noi chiedono adesso l'autonomia, 5 ce l'hanno già e fa 16, 20 sono le regioni italiane, vuol dire che 16 su 20 vogliono l'autonomia. Se questo governo non porta avanti l'autonomia vuol dire che tutti abbiamo perso e arriverà qualcun altro che poi la porta avanti. Nel nostro progetto si fa salva la solidarietà e la sussidiarietà. Inutile mettere sempre davanti la carota degli interessi nazionali, perché nessuno lede gli interessi nazionali e l'unità nazionale con questo progetto. Piuttosto mi aspetterei qualcuno che dice: ma com'è possibile che in alcune regioni del sud ho i cittadini che sono obbligati a fare le valigie e andare a curarsi fuori regione, andare in viaggio per curarsi? A lei sembra normale che bisogna andare in treno, in pullman o in macchina, in aereo fuori regione per curarsi? Se accadesse in Veneto io non esisterei neanche più. Le sembra normale che i ragazzi del sud abbiano meno possibilità di formarsi nelle scuole rispetto ad altri ragazzi? Che cos'è? Colpa di chi va bene? È come se noi dicessimo che siccome Roma ha le buche sulle strade e non riesce a ripararle, che è una realtà, togliamo la delega, la competenza alle buche ai sindaci e così Milano non potrà più avere le strade in ordine. Cioè se mal comune è mezzo gaudio, io mi chiamo fuori da sta roba.
Ma c'è anche chi chiede che Zaia faccia un passo indietro e si accontenti di ciò che può portare a casa invece di tutte le 23 le materie, altrimenti viene il sospetto che sia la Lega a voler farsi dire di no dal Movimento 5 Stelle. Sono le parole di ieri sera 20:10 di Nicola Atalmi della CGIL, sentiamolo. Il sospetto che tenere l'asticella del confronto con il governo sull'autonomia molto alta, come hanno fatto Lombardia e Veneto, serva sostanzialmente a farsi dire di no. Quindi io credo che Zaia, proprio per il mandato forte che ha avuto dai veneti sull'autonomia, debba avere il senso di responsabilità di capire le cose che si possono ottenere, che è giusto ottenere, e le cose che magari in questo momento sono più difficili. Se vogliamo portare a casa il risultato bisogna essere capaci a trattare. Se al massimo si possono chiedere 23 materie, non è obbligatorio chiederne 23. Anche il principio stesso del federalismo è questo, cioè nel senso cominciamo a delegare alcune materie, vediamo se la cosa funziona e va meglio. Se questo governo venisse meno, non è detto che in automatico, tanto bisognerebbe andare a votare e quindi si allungherebbero i tempi di nuovo, ma non è detto che un nuovo governo di centrodestra, centrosinistra, arancione, verde, blu sia più veloce nel raggiungere questo obiettivo, perché ripeto, sono cambiate le cose. La Lega Nord è diventato un partito nazionale, quindi risponde anche agli elettori della Calabria e della Campania, appunto, e il centrodestra si è profondamente trasformato. Io non vorrei che una riforma così importante, ai quali i veneti tengono, perché se i veneti così in tanti hanno chiesto il federalismo e l'autonomia perché ci tengono, venga, diciamo così, sacrificato sull'altare di una perenne campagna elettorale. Torniamo alla cronaca adesso, un incredibile incidente ad Arzignano, un'auto che perde il controllo, abbatte 2 alberi e anche una recinzione distruggendola. Il conducente è vivo per miracolo ma grave. Arzignano, roccambolesco incidente in via del lavoro, perde il controllo dell'auto, un SUV BMW schizza a tutta velocità contro una serie di piante abbattendole. La folle corsa però continua finendo contro la recinzione di una conceria e distruggendola. L'auto alla fine carambola e finisce a ruote all'aria al di là del muretto di recinzione. Il violento impatto ha fatto schizzare pezzi del motore del SUV che sono stati proiettati contro un'auto parcheggiata all'interno della conceria danneggiandola. Miracolato il 31enne albanese alla guida della macchina è rimasto comunque ferito e trasportato dagli operatori del SUEM 118 all'ospedale. Sul posto i vigili del fuoco che dopo aver estratto l'uomo dall'abitacolo hanno provveduto al taglio degli alberi abbattuti e a mettere in sicurezza i circa 20 metri di recinzione accartocciata. Sul posto per i rilievi dell'incidente la polizia locale di Arzignano, tra le ipotetiche cause dell'incidente anche la possibilità che l'uomo stesse guidando sotto l'effetto dell'alcol. E adesso un aggiornamento sul devastante incendio nell'allevamento di polli a Santa Margherita d'Adige, siamo nel Padovano. Dopo l'incendio che ha distrutto un'azienda di pollame a Santa Margherita d'Adige si fa la conta dei danni. In pochi minuti nell'impresa zootecnica di Borgo Veneto le fiamme hanno incenerito circa 200.000 polli sui 270.000 allevati dalla famiglia Cillo. Un danno non ancora quantificato, ma si parla di centinaia di migliaia di euro andati in fumo. Ancora ignote le cause dell'incendio scoppiato improvvisamente e che fortunatamente non ha visto persone ferite dal grosso fuoco che è divampato in pochissimi istanti. Accorsi immediatamente sul posto i vigili del fuoco con numerosi autobotti che hanno lavorato diverse ore prima di riuscire a domare le fiamme che hanno distrutto alcuni capannoni della ditta usati per gli allevamenti del pollame. La colonna di fumo era visibile da chilometri di distanza e alcuni sindaci hanno sconsigliato di avvicinarsi all'area. Rientrato l'allarme, ora si dovranno stabilire le cause. Torniamo a parlare adesso dei Veneto Banca, dell'inchiesta Veneto Banca, con l'amarezza dei legali, dei risparmiatori dopo la decisione della Procura di Treviso che ha chiesto il dissequestro dei beni dell'ex amministratore delegato Consoli. C'è un'azione civile di responsabilità pendente avanti al Tribunale di Venezia e in quella sede mi auguro che siano richieste e ottenute necessariamente ottenute misure conservative sui beni dei soggetti convenuti e tra di essi del ragionier console. Spera che la giustizia civile faccia ciò che quella penale sta lasciando andare.
La professionalità gli impedisce di esprimere l'amarezza personale per la decisione della Procura di Treviso di dissequestrare i beni dell'ex amministratore delegato di Veneto Banca Vincenzo Consoli e della moglie Maria Rita Savastano. Fadalti, da storico professionista del Palazzo di Giustizia di Treviso, non ha nulla da eccepire sulla motivazione tecnica che ha portato il pubblico ministero Massimo De Bortoli a chiedere il dissequestro di una vera e propria fortuna valutata dalla Guardia di Finanza in oltre 45 milioni di euro. A suo tempo il sequestro sui beni del ragionier Consoli conseguiva alla contestazione di 5 episodi che avrebbero rappresentato un ostacolo all'attività dell'autorità di vigilanza. Una consulenza fatta svolgere dal pubblico ministero al dottor Parisi, funzionario ispettivo della Banca d'Italia, ha concluso che queste operazioni sono state del tutto irrilevanti. Quindi, cadute le imputazioni, cadono anche i provvedimenti annessi e il sequestro preventivo è il primo tra questi. Tra l'altro, con questa decisione quasi si assolve pure l'operato di Banca d'Italia, che non sarebbe stata deviata da informazioni nascoste dalla dirigenza di Veneto Banca. Altro aspetto amaro di una vicenda che secondo Fadalti sarà consegnata alla storia come attacco all'economia del Veneto. Ma ben altri istituti di credito avevano e hanno situazioni peggiori, si pensi alla Monte dei Paschi di Siena che è stato salvato, si pensi alla Banca Popolare di Bari per la quale è in corso il salvataggio, si pensi a Carige. Ed è proprio sul salvataggio della Banca di Bari che ci sono le maggiori recriminazioni dei risparmiatori truffati, nei confronti di una politica che almeno sulle banche evidentemente sta privilegiando il sud al nord. Qui si è voluto colpire un territorio, una realtà e forse anche una politica. A Mestre ora, dove tra pochi giorni ci sarà una nuova asta pubblica per l'area dell'ex Umberto I, una nuova asta pubblica che riaccende le speranze di una riqualificazione urbana nella zona. Quando il 14 luglio del 2008 chiuse anche il pronto soccorso e dopo circa un secolo l'ospedale Umberto I cessò la sua attività, in pochi avrebbero immaginato che più di 10 anni dopo questa enorme area nel cuore di Mestre fosse ancora in attesa di una destinazione. Le ruspe arrivarono l'anno seguente la chiusura e da allora il tempo pare essersi fermato. Anzi, col passare degli anni, il buco creato nel cuore della città ha assunto sempre più i connotati di un monumento al degrado e all'incuria. Ora l'asta pubblica fissata per il 16 luglio accende nuove speranze. È facile la svolta, nel senso che il prezzo è crollato, è veramente crollato. 50 milioni è stato venduto, 15 milioni al ribasso perché è già andata deserta una prima trattativa per l'acquisto. E il secondo motivo è che il Comune di Venezia in questo momento è veramente pieno di soldi, cioè soldi europei, soldi per le periferie. L'attesa tra i mestrini è grande, 5 ettari d'oro, per usare le parole di Boato, che rappresentano un'opportunità enorme. Potrebbero ospitare scuole, asili, negozi, parcheggi e aree verdi. Gli sguardi sono rivolti al Comune. In realtà dentro al Consiglio Comunale non ne hanno mai discusso e questo è grave. Questa cosa è grave perché un tema così grosso dovrebbe essere al centro del dibattito. Cosa serve un Consiglio Comunale se non dibatte di queste cose? Insomma. E da parte della Giunta sappiamo che c'è sempre questa paura di dire una cosa che non piace al sindaco e quindi c'è il silenzio, ma sappiamo anche che all'interno della maggioranza stessa molti, ma veramente molti sono d'accordo con noi. Dall'opposizione, al contrario, le voci si sono alzate. Monica Sambo, Nicola Pellicani ed Emanuele Rosteghin del Partito Democratico invitano apertamente l'amministrazione Brugnaro ad acquistare l'area e mettere fine al degrado. Non lo facesse, fatta salva un'altra asta deserta, potrebbe farsi vivo un privato. A quel punto bisogna far valere l'accordo del 2013 fra la vecchia proprietà e il Comune, che dice che al Comune deve andare la parte verde e i 3 edifici storici e cominciare da lì, almeno da parte del Comune, a fare qualcosa di concreto, e dall'altra parte ovviamente se il prezzo crolla deve crollare anche i metri cubi da costruire. Pochissimi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta, allora adesso è tempo delle vostre segnalazioni, ancora una volta le segnalazioni ci riportano nella zona del Sile della Restera, siamo nella Marca Trevigiana a Silea. Io sono passata 2 giorni fa ed era aperta, quindi non ho idea del perché sia chiusa adesso. Sul Sile continua la sagra dei ponticelli chiusi.
Qualche settimana fa i cittadini ci avevano segnalato il passaggio di Villa Pendula, che peraltro ad oggi risulta ancora sbarrato, al quale va ad aggiungersi il ponticello tra gli ex mulini Mandelli e la centrale di Silea. Qui però non si tratta di passerelle in legno, ma di un vero e proprio e soprattutto storico ponte in cemento che da sempre viene utilizzato esclusivamente per cicli e pedoni. Certamente una brutta sorpresa per frequentatori e in particolare per i turisti, confusi da chiusure e mancati cartelli di deviazione. Non vi voglia giro così, ma non possibile. Certamente non una bella immagine per un territorio che ora più che mai punta al turismo con le colline del Prosecco, ma anche un vero e proprio disservizio per i residenti e in particolare per i disabili. Adesso non lo so se facciamo percorso. No, subito che torniamo indietro. Deve andare a fare tutto il giro per le buche, signore. Indicazioni che invece dovrebbero essere chiare per i cittadini che magari accetterebbero meglio la chiusura misteriosa. È un po' vecchiotto, perché è del 54, quindi un po' di manutenzione ci vorrà. Insomma un bel problema, intanto un altro pezzo di Restera è chiuso e la gente non sa dove andare. Bisogneria preveda cosa che ma io so quanto che si prevede. Lo dico l'antenna allora per le vostre segnalazioni, le 3 modalità per farci sapere i vostri problemi, redazione @antena3.it per scrivere una mail, 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, 351 175 5340 per SMS e WhatsApp. E adesso restiamo a Treviso per parlare di una app dedicata ai non udenti per poter dialogare con l'amministrazione comunale. Salutano con le mani e ringraziano chi ha dato loro la possibilità di avere informazioni e risolvere pratiche in comune che prima non potevano avere. Sono alcuni degli 800 sordomuti residenti a Treviso che hanno partecipato all'inaugurazione di una nuova applicazione da installare sui cellulari e che darà la possibilità di interagire con il personale dell'amministrazione. L'app Visiti Live è il nuovo servizio di video interpretariato nella lingua dei segni che sarà a loro disposizione, un'innovazione tecnologica di grande importanza per dimezzare le barriere architettoniche, un passo enorme che aiuterà a ridurre il gap che fa dei non udenti persone spesso messe all'angolo con difficoltà nell'accedere agli uffici pubblici. E invece grazie a Visiti Live tutto questo non avverrà più. Chiunque vorrà potrà avere a disposizione un interprete professionista in videochiamata attraverso le modalità web con qualsiasi PC oppure in modalità app da dispositivi mobili nella lingua dei segni sia in italiano che in altre lingue come l'arabo e il cinese. L'accessibilità a una città la si deve vedere non solamente sotto l'aspetto urbanistico edilizio ma anche sotto l'aspetto dell'accessibilità ai servizi e alla comunicazione. Un costo per l'amministrazione comunale di 7.000 euro all'anno, benedette, e che darà modo a coloro che ne soffriranno di risolvere tanti problemi affrontati prima solo con l'aiuto di volontari o di chi sapesse leggere la lingua dei segni. La nuova app è un'applicazione sviluppata dall'azienda Visiti, una spin-off dell'Università Ca' Foscari di Venezia e che è già attiva in altre città del Veneto e regioni italiane. Tecnicamente si chiama spin-off universitario, quindi un'azienda che nasce da un progetto di ricerca, in questo caso gli studi sulla lingua dei segni italiana, e le porta sul mercato in prodotti digitali, quindi una terza missione che ha l'università per portare innovazione sul territorio. Adesso a Cortina, nella zona della montagna, per parlare di Olimpiadi 2026, perché alle porte di Cortina sarà rifatto il look al trampolino olimpico che svetta fiero, ma ormai in disuso. E fra i pionieri del salto c'è l'ex campione Amedeo De Zordo, classe 1939. Io avevo 16 anni quando ho fatto il primo salto al trampolino di Cortina. Possiamo dire che nella nostra nella nostra età, dei ragazzi che hanno saltato all'epoca, io sono 39, gli altri erano 37, siamo stati i primi. Amedeo De Zordo aveva 16 anni quando saltò per la prima volta dal trampolino, lo storico trampolino di Cortina d'Ampezzo. Siamo a Zuel, frazione di Cortina che si prepara a vivere le Olimpiadi del 2026, trampolino costruito nel 1923, in disuso dal 1990, ma che ospitò le storiche Olimpiadi del 1956. Un'istituzione, un'icona, il trampolino, che in tanti ricordano anche sul grande schermo
Palermo, protagonista dei film 007 Solo per i tuoi occhi, Fantozzi in paradiso e Vertigine bianca. Oggi si pensa a rifargli il look, pur se fra 7 anni i saltatori olimpici si cimenteranno a Predazzo. Saltare a Cortina? Chissà. Saltatori, ragazzi che saltano purtroppo oggigiorno li abbiamo soltanto a Tarvisio. Una disciplina ormai per pochi, ci dice lo storico portacolori dello Sci Club di Cibiana, mentre ci mostra fiero il volume realizzato in occasione dei 90 anni della società Fucina, dei grandi campioni del passato. Il trampolino di Cortina è un'istituzione, insomma, lo si vede entrando in Zuele, la prima cosa che uno nota è proprio la pista di partenza, sì, del trampolino. Sarebbe bellissimo se qualcuno ci mettesse mano. È tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. Tempo sostanzialmente buono sul nostro territorio, anche se non mancherà una lieve instabilità. Vediamo dove nel dettaglio di sabato 13 luglio. Sul Veneto al mattino sarà soleggiato dappertutto. Dal pomeriggio sarà possibile qualche veloce acquazzone sui rilievi alpini che localmente potrà estendersi fin verso le pianure limitrofe, tuttavia meno probabile sulle aree costiere. Migliorerà ovunque già entro la serata. Temperature stazionarie con clima piuttosto mite, minime comprese tra 15 e 20 gradi, valori massimi invece tra 26 e 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà poco nuvoloso al mattino, col passare delle ore avremo i consueti temporali sulle Alpi, in sconfinamento anche alle aree pianeggianti limitrofe e anche fin verso le coste. Temperature minime tra 17 e 21 gradi, massime comprese invece tra 25 e 27 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove prevarrà un tempo stabile al mattino, poi vediamo saranno possibili dei fenomeni instabili soprattutto sui settori alpini di confine. Temperature minime tra 16 e 18 gradi, massime tra 27 e 28 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.